Treni straordinari per la 90ª adunata nazionale degli alpini sono quelli previsti da Trenitalia nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio. I treni in più collegheranno Treviso con Bassano, Padova, Vicenza e Portogruaro, ma sono stati potenziati anche i collegamenti tra Conegliano e Belluno. Inoltre, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio, 7 treni straordinari partiranno da Treviso per Vicenza, Belluno, Udine, Mestre, Portogruaro, Padova e Bassano. Quello in vista della adunata del Piave è un bollettino in continuo aggiornamento su tanti diversi fronti. Sempre di oggi la notizia che una 60ina di studenti di Liceo Classico Canova e Istituto Turistico Mazzotti faranno da guide agli alpini in visita in città. Abbiamo cercato di fare in modo che gli studenti potessero essere dei protagonisti della dunata invece che delle persone che si spaventano della dunata e lasciano Treviso per andare al mare. Invece così possono conoscere un evento importantissimo, perché è uno degli eventi più importanti a livello nazionale, e possono anche conoscere un po' della storia della città di Treviso. Di fatto un progetto che si inserisce nel percorso di alternanza scuola-lavoro, due gli ambiti in cui i ragazzi saranno impiegati. Nel lato pratico loro verranno organizzati in due posti, cioè nella chiesetta San Gregorio e a Spazio Paraggi, e lì aspetteranno gli alpini che intenderanno fare le visite ai musei o alla città o alle mura o a qualunque cosa che loro interessi, perché sono gite a tema, e contemporaneamente ci daranno una mano importantissima nel gestire le 9 mostre che avremo distribuite in tutto il territorio. Oggi intanto da Conegliano oltre 300 studenti sono saliti fino al Sacrario militare di Cima Grappa, con loro il sindaco Floriano Zambon e il presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero. La visita al Sacrario, l'onore ai caduti e la cerimonia ufficiale con deposizione della corona sono state accompagnate dai laberi di alpini e bersaglieri, oltre che dalla fanfara degli alpini di Conegliano e dai canti del coro della scuola enologica.